Sì, allora mister, una partita beffa proprio alla fine, quando forse si stava già assaporando un pareggio che consentiva il passaggio del turno. Beh, insomma, è una partita difficile, lo sapevamo, faccio i complimenti ai ragazzi, sono stati molto bravi fino alla fine. Abbiamo lavorato bene, secondo me hanno fatto una gran partita e avevamo ovviamente due risultati sul tema, abbiamo sempre, credo, comandato il gioco senza nessun tipo di problema. Abbiamo preso un gol importante a 5 minuti dalla fine e ovviamente là c'è un errore su un episodio, come temevo. Questa è una partita che gli episodi ti possono cambiare e purtroppo è venuto, tra l'altro ha fatto un bellissimo gol, complimenti al giocatore della Virtus. Però faccio complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto, si sono sacrificati, anche se siamo arrivati con la rosa corta, quindi con tanti giocatori fuori, ma chi ha lavorato i primi e i secondi, chi era in panchina ha sempre lavorato bene, quindi faccio complimenti intanto per la stagione. Tanto ho visto anche un pelle caro in posizione separata, poi ho visto anche il campo d'Arce dove cercava soprattutto di mantenere un pareggio fino alla fine, insomma, con l'uscita di Radrezza. Beh, noi avevamo Aliu davanti e Lauria e non avevamo nessun attaccante in panchina come sostituto, e quindi è chiaro che dovevamo lavorare nel mantenere la palla, innanzitutto non per il palleggio, mantenere la palla proprio per cercare di fare correre gli altri. Così è stato, mi sembra, il primo tempo, abbiamo fatto un buon primo tempo. Peccato per qualche episodio che ci è andato a sfavore, ma io da questo lato qua non commento mai. Dopodiché nel secondo tempo abbiamo lavorato senza rischi, loro è una squadra temibile, avevamo degli attaccanti davanti importanti, il ragazzo che è entrato nel secondo tempo velocissimo, quindi è chiaro che loro dovevano fare la partita e mi sembra che abbiamo rischiato poco. Abbiamo rischiato sul gol, sul tiro del gol e sul 2-0 che eravamo tutti in avanti su questa palla che abbiamo buttato alla disperata. Era una partita da giocare così, da giocare a scacchi, per come siamo arrivati noi. Peccato che ci siamo arrivati corti con la rosa, come dicevo, però chi ha giocato oggi ha dato il massimo. E è chiaro che ti va via una finale di playoff a 5 minuti alla fine in casa e va giù male, ma questo è il calcio, complimenti agli altri.